Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei è regionale 22, del su 2018, articolo 22. In questa puntata eso fa visita a sa costera sud-occidentali de sa Sardegna, su Sulcisi. Logu connota s'imprusu per sa storia de minas imperata saggiai a partire desse dati nuracesa, su Bino Carignano e su Mari. Eso a partire de sa città di Prummanna, Cravonia, fundata in su 1938 per su sfruttamento de minas de Cravoni e contraddistingue de s'architettura razionalista, ma ricavuro de storia prus antica mera. Eus a seguire visitendi su burcu de Trattaliasa e sa seu de dati mesuevali, sa vita de Nucisi e sa gresia paleocristiana de Sant'Elia, sa verda vita dell'Ugia Raviosa a sa baronia. Sighendi faccia a Mari, eus a visitare sa vita de Sant'Anarresi, con notavo su Binu, su Jazz e pure sa praia stravanata de Portopino. De Incunisi, eus a scoperri il arrastus de sa vita abbandonata de Bitteriusu, con sa turri de dati spagnola e sa gresia mesuevali de Santa Marta. Eus accabai sa vassillara in sisula Prummanna de sa Sardegna, Sant'Antioco. Archeologia, minasa e naturalesa incontaminata sa vettanta. In parisi cum de Gresia, Carbonia est sa città di Prummanna de su Sulcisi. Dunque seus ancora in sa costa sud-occidentali de sa Sardegna. A s'incrasi de sa conquista italiana de s'Etiopia, in su 1936, e dei lesi autarchicas, si decidiri de sfruttai ancora de prusu is minas de carboni de su Sulcisi. Dunque nasciri sa mina de Serbariu, e in su 1937 cominciano i traballus po sa costruzione de Carbonia. Anta traballai architettus come Gustavo Pulitzer Finali, Cesare Valli, Ignazio Guidi e su 18 de meseidas de su 1938 su Duce Benito Mussolini inaugura con più di 35.000 spettatori sa città de Carbonia. Anta traballai noi più di 20.000 minadoris, che vieni de dottus Italia e de dottus Sardegna. Oi, Carbonia tenere ancora s'architettura razionalista e in questa piazza può esubire i monumentus più importanti, più emblematici proprio della società.
Sagresia de Santu Ponzianu, con su campanili artu più de 46 metri. Su campanili est uguali a gusto chi doiesti ad Aquileia, in Friuli, ponorai in mortus sardus de sa primu guerra mondiali in su Carsu. Teneusu a su municipiu, su Palazzo de Spostasa, su Cine Teatro, su dopolavoro e sa Turri Littoria. S'urbanizatura de sa cittadi esti su sprigu de sa sociedadi de s'epoca, duncas in pizzu su due vianta i villas de dirigidorisi, i domus de simpreausu, e a vella vellu chi si cara ravasciu teneusu puru i domus de is minadorisi. Uno dei edifici più particolari della città è Sadurri Littoria. Sadurri Littoria è stata progettata che dependa invillai a un unuragi, mancai dengera sa forma squadrara. E proprio da noi, su 18 de Meseidas del 1938, su duce a inaugurare la città di Noa. Sadurri Littoria o dinanta torre civica estezia a Singhizzu Saseu de Suvasciu agoa estetia buru Saseu de su partido sardo d'azioni e i moi due punti a intrusu in isquintubianusu is offizius de su comunu de Carbonia. I moi entraus a intrusu poita deppio subiri un'opera che stessi sarbara agoa da s'accabu de sa seconda guerra mondiali. A parte questa architettura, depeso questionare pure dessa scultura, dess'arte in generale, dell'epoca fascista in Carbonia. A forza de Sadurri, dove erano un lioni de Brunzu, de sopra de Marcello Mascherini, che sti sparessi a dessa seconda guerra mondiale. Però noi a intrusu de Sadurri Littoria o de Sadurri Civica, è stata scrovetta a goa de uno scanto de Traballus, quest'opera che si sarbara miracolosamente. Quest'opera rappresenterà tutti gli aspetti della vita del fascista perfetto. Dunque, a suo centro teniamo sa vittoria alada, in basso su sacchi imperiali, in pizzo su vorrei subire su traballo, sa milizia e ancora sa famiglia e le organizzazioni del suo regime. Eusabilia trasovras, ma su chiesti importanti sicuramente e comprendi quanto è stata importante sa parte artistica pure in una città di nascia po su traballo in Minas. Una dei santas più veneradas de tutta sa Sardigna e de su Sulcisi est Santa Bravara. Santa Bravara est una martiri che viene de Obrecidrojo. Est ancora oggi sa patrona de tutti i minadoris del suo mondo. Si è su a intrusu de su chiostru de sa Gresia de Santu Ponzianu e pure subiri un'opera scultorea fatta dell'artista Gavino Tilocca, un artista sardo del suo primo de su Noicentus, che rappresenterà proprio sa santa. Sa statua est in marmo bianco, biesu questa figura divina che teneri in sa manu deretta Sadurre e in sa manu manca Sabina de su martirio. Dunque si consillaus de benni in Cravonia, non scetti pobiri is minas de Gravoni, non scetti sa prazza, ma pure quest'opera artistica de su primo de su Noicentus.
Atteso di uno scanto di chilometri della città di Carbonia, poresu vai tappa in un burgo di origini medioevali che dinanta Trattalias. Questo burgo è stato abbandonato negli anni 80, mancava un traballo del restauro, ari torrao a fare bivi, a fare nasci questa bidda. La storia di Trattalias nasce in su 1213, quando cominciano i traballi della Grecia a romanica e quando Saseu vescovili si spostano da Sant'Antioco, dove vi era a primo, in questa bidda all'interno. I traballi della Grecia spacciano in su 1288, fino a su 1500, quando Saseu vescovili venne trasferita in sa bidda de Bidde Grecia, dove esti ancora oggi. I testi di questa bidda è una bidda con s'intento turistico chiaramente accappiato in parte a Sumari, questa è accanto della spiaggia di Portofino, ma un intento turistico puro culturale. Poi da intrusu per subire su museo, per visitare sa ex cattedrali e in pruso dovunti dotui domus, a undi dovunti laboratorios des artigianus. La chiesa di Santa Maria è intitolata Santa Maria de Montserrat, che è un luogo di pellegrinaggio che è accanto a Barcellona, in Spagna. E in Gunisi, difatti, ogni anno bandano milioni di pellegrinus per rendere onori a Sa Madonna. In Ogivuru dove è una processione che va ogni anno a maio, che parte di Trattalias e arriva fino a Bidde Grecia. Poi fa tornare una gira sa statua di Sa Madonna, che hanno trasferito sul 1500, quando Saseu vescovili è andata da Trattalias a Bidde Grecia. Su stile è romanico, ma un romanico tendente a su gotico. Esempio di questo stile, tu poreus agattare in Sarrosoni Mannu, che è la parte centrale, sa Grecia è trinavada, e in pruso agattaus in pizzus una scala che tenere una simbologia forte, sicuramente s'ascensione in su paradiso. Non sceus esattamente i pensantes, architettus che hanno progettato questa Grecia, ma si tratta sicuramente di uno coici di su Galisa Mancara sagrai dell'Igidura. In su 1950, grazie ai sfundus della Cassa per il Mezzogiorno, si fraiga sa diga de Montiprano. Una diga che a risolvere i problemi idricus de sa zona, de Susulcisi, ma da s'altra parte però dovuti problemi accappiaus invece a s'acqua che arriva a fonde terra fino a sedomus, creando muffa e maladias per le famiglie, ma prima di tutto per i pippius che viviano tra noi. E dunque si decide, già dai anni 70, di fregare una bidda nuova in un punto brusarto.
Difatti, su 1980 venne donata sa prima domo in su Burgu Nou de Trattalias, onde biviri ancora oggi sa popolazione, mentre invece Trattalias Beccia esti disabitata. La storia de Susulcisi è fatta pure de popolamento spainau. Tenesu di fattisi centinaias de abitausu che dinarausu, medausu e furriadrogiusu. Su medau, che indieni de su latino metatum, esti di origini pastorali, fianta is pastoris bravaginus che dieniant po svernai in Susulcisi e agoa portante tutta sa famiglia. Su furriadrogiu invece de su sardu furriai, dunque sa furriae domu, fianta i domus dei messaius. Seus in unu medau, su medau de sa famiglia Cuccu, che stetti ubiviu finzas ai annus 70 de su 900. E seus benius in noi poita doi esti uno dei nuragisi più bellus de Susulcisi, su nuragi Cuccu. Su nuragi Cuccu est un nuragi monoturri, fatto con una turriscetti, e stetti costruiu con perdas vulcanicas de colori nieddu. Por esubiri già a s'entrada, questa perda manna che di narauso architrave, sa porta che esti esponida a faccia a sud. In modo entrai ubiri tutti particolari de su nuragi Cuccu. Una borta entrausu avarrausu spantausu de sa mannaria de perdas de sa longaria dei murusu. De pesu passai in questo passadizzo con sa grovettura ogiva finzas entrai in s'apposentu mannu. De forma d'unda, pore subiri in basciusu tre nicchias che funti disponidas secondo is puntus cardinalisi e in oggi in pizzus un altro stampo che serviera po' tenni sa scala che in sentido antiorario andare in apposento del susu. E se su questionendi di una struttura che esistette avraigata plus o manco in su 1600 annantisi de Cristo, se su in Sedadi e su Brunzo. E sa civiltà di Nurageda sigiri in isannus in su benitori, finzas arribai a Sedadi su Ferro, con i spuzzu sacrus e stempius a Megaron, che usaviri in isatras puntatas. Questo nuragi non logara sa dolos, sa grovettura intatta e moi est aperta, si biri su gelo, ma in origine, quando su nuragi vi era ancora intatto, in oggi usagattau sa su scurio, poita fiera tutto serrau. Sesimila annus a oi, in sa Sardigna del su Neoliticu, arribara puru in s'isula su fenomeno del su megalitismo, con i menhir o perdas fittas e is dolmen. I menhir funti perdas ficchias in sa terra artas a bortas più de 5 o 6 metrus. I dolmen invece funti tumbas. Seusu lompius in sa bidda de sa baronia, sempre in Susurcisi, a undi doiesti su menhir o sa perda vita prusarta de totu sa Sardigna. E seusu questionendi de Lugia Rabiosa. Doiesti unu conto accappiau a questa figura. Lugia si narra che era una femmina
chi portara a coddu una verda manna proprio gusta e vi era l'ompendi face s'isola di Sant'Antiogu po vraigai su ponti. Ma un'orta ribara in Gunisi e a scorbettu che a su ponti vi era già costruiu e dunque po s'arrabiu un ciaghettau gusta verda chi se stivichia e noi. Un altro conto invece si contara de una femmina ricca meda che teniera campus con trigu mera, ma vi era comunque sa mera vara, per cui sa divinidadi ha decidiu de da mudai in perda. Dunque sa chi ni esti Lucia Rabbiosa? Secondo un'antropologa a Palasa de questa figura deppio subire sa divinidadi de Demetra, dunque sa divinidadi de sa Messaria. Su megalitismo però da gattauso in tutto il luogo su dessa Sardegna. Esti un fenomeno che ha gattauso in tutto il periodo neolitico. Questa verda moi è stata già ai 6 metri e forse si indicare a bascio po' un altro scanto di metri e pesera decinas e decinas de tonnelladas. Dunque è una verda grai meda. Accanto del souvenir de Lucia Rabbiosa, o sincretismo religioso, agattausu, atteso de uno scanto de centinaia di metri, sa gresia de Santa Lucia, che moi è stata abbandonata. Ma s'area onde s'agattausu est un'area che ari bogau a pillu puru altro souvenir, difatti si indicontanta più de 10. Poi questo, i archeologi danti torrare a battiare questa zona commenti sabati dei menhir. Agora che ruiri s'imperio romano de Scuricadrojo, su 476 a.C., de Cristo, sa Sardegna passa rasutta del suo dominio bizantino. E è proprio in questo periodo che arriva la architettura arega. Oggi su Benius abiri uno dei esempi più belli dell'architettura religiosa bizantina in Sardegna. Seusu in Susartu de Nugisi, in Susuccisi, e sull'Ompius in Sagresia de Santu Elia. Questa gresia è stata costruita prusomanco in su X secolo a.C. de Cristo. E allora ancora proprio sa forma dessa cruci arega. È stata fatta probabilmente un perendi verdas di un tempio più antico, d'etadi romana. Questa cosa particolare che sicuramente sarta rassogo è proprio sa cupola centrale in sa parte più sarta dessa gresia. Questa gresia è imperata ancora oggi, una porta a sannu, possa festa de Sant'Elia. Ci punti uno scanto de gresias con su schema bizantino in Sardegna, punti spainadas in tutto l'isola. Uno scanto punti sderrocadas, altras invece punti ben allogadas come in questa, che comunque in anni 90 del 900 ha biu un restauro. Chi si cheusu ad abiri poreusu pur osservai uno scanto de verdas particolari che si contanta una storia de pellegrinaggio. In sa Sardegna del su Mesuevu tenesu puru testimonius de camineras de pellegrinaggio. Dunque in tutta sa Sardegna is persone si moviant, come succedia
in altre parti d'Europa, pollompi in logus sacrus. Dunque, vorrei pensare che in Ogivuru, dove era una camminera di pellegrinaggio, chi teniera come tappa de accabu cussa de Sant'Antioco, onde dovunti ancora i ossus de su martiri Santo Antioco. Uno testimonio di questo passaggio è questa incisione che vi uso in questa verda e che rappresenta sorma del su pellegrino, dunque proprio della gravità medioevali che rappresenta proprio il suo passaggio come testanai Deu a posto su in noi. Dunque teneri sa parte in basso arrotondava invece sa parte dei vizi a punta. Agattausu queste incisioni in mera scresia della Sardegna eppure in altre scresia dell'Europa cristiana, chiaramente. Sul luogo di Sant'Anarresi è connotto pruschiatru po su mari, con sa praia de Portopino, con i dunas dei Arenas Biancas, po su Bino, su famao Carignano de Susulcisi, e pure po sa musica, poiché in noi d'ogni anno doiessi su concerto jazz. Ma se su benius in sa bidda di Sant'Anarresi, una bidda di prusommancu 3000 bividorisi, poitta in su centro de sa bidda doiesti un unuragi importante, un unuragi antico, esistettiu costruiu a facci de su XVIII secolo anantisi de Cristu, e tu puoi esibiri a Spalamiasa. Esti un unuragi con due turrisi, una principale che narrau su mastio, uno cortili e una torre secondaria che esti più bascia dessa prima. Sa civiltà di Nuragesa dunque a fraigai Nuragisi puru in logus accanto a dessu mari non scetti a intrusu. E oggi vorrei esibire accanto a dessu Nuragi puru due scresias, sa moderna e questa antica de su XVIII secolo a de Cristo. Dunque si consigliau su de benni in sul luogo di Sant'Anarresi non scetti po su mari, non scetti po sa musica, ma puru po sa archeologia. E sempre in mezzo de sa bidda de Sant'Anarresi, a pagu metrus de su Nuragi Arresi, può esibire pure sa mizza de dadi nuragesa. Esti una mizza che tiene un architravi granitto, che grai uno scanto de tonnelladas e che sa gente de sa bidda ad imperau, come te acqua po buffai, finzas ai anni 60 de su 900. Dunque in una bidda può esibire non scetti su Nuragi e Sagresi antica, ma pure un altro edificio de sedati nuragesa. A ricordato che sa bidda de Sant'Anarresi è stata a tornare a popolare a partire più manco del su 700, quando le circunzioni morescas anti accabau o comunque se sono limitate in sa costa della Sardegna.
a pochi chilometri de sa bidda de Sant'Anarresi può esibire sa zona de Summari, sa praia de Portopino, con sa prima e sa seconda praia, e pure is arenas biancas, che funti dunas fattas proprio de arena de colori armo. A primo di arrivare in sa praia però può esibire due stainisi, su staini dei maestrali, su staini dei brevesi, onde due punti ancora i mangonisi, sa gente a rubia, a onde può esibire i barcas tipicas commenti su ciu, e a Palamiasa due punti sbingias adesso Carignano adesso Sulcisi, un vino famau in tutto il mondo che si esportara già ed uno scanto de annus e forse si proprio sa vicinanza a Summari oppure esposizioni a Subentu de Maestrali fai che questo vino si era uno dei più speciali de sa Sardegna e in prusu in oggi doiesti uno busco de Zinnibiri e de Oppino de Aleppo, su Brummanno dedotto su Mediterraneo. Su Gulfu de Bramasa, un luogo importante per la storia della Sardegna, poiché noi funti sbarcaus in su maio del 1323 gli spagnoli che avevano anticonquistato a quasi un secolo dopo la Sardegna. Ma pure i francesi sono sul 1700. Dunque questa zona è sempre stata un luogo frequentata da altre genti. Se sono arrivato di aici in Sabidda, abbandonata da Biderrius. Biderrius stette a abbandonare negli anni 50 quando anti costruiu sa diga de Montiprano a Trattaliasa, questa non ci può arrivare a Sacqua. A Palamiasa una torre sderroccata, che è stata fatta a sa metà del 1500 può controllare e amparare sa tonnara de Portobotte, che è a uno scanto dei chilometri su de noi. Sa torre dunque è stata umperata fino a su 1800, agora danti lassata mancai fino a sa metà del 1900 ancora da poter essere agattai intatta. A poca distanza del suburgo abbandonato di Biderrius, troviesti una gresia antica, la gresia di Santa Marta. Questa gresia già compare in anno 1066, quando su giudice del giudicato de Casteddu donara questa gresia in parisi a altre gresias sempre del giudicato de Casteddu a Sabazzia de Monte Cassino. Questo poiché antizerriao isparas de Monte Cassino poitta conoscianta is tecnicas dell'agricoltura, portanta cultura mera con issus, e duncas anti pigau cresis prus anticas e atras dasanti fregadas de noi. Santa Marta è stata comunque costruita in pizzus de istermas de dati a romana. Difatti si può subire perdas medas traballadas che indiennino proprio dei stermas. Questa gresia è stata restaurata negli anni 2000 e oggi da poter visitare pure in sa parte interna. Proprio a Sintrada, onde doiesti Senna, può subire in pizzus una cara de un uomini con sa brava e plus in baixo altre caras de uomini e femmines. Dunque pensaus che sa cara che è in pizzus esti d'età romana, questa è stata fatta con una moda, uno stile che pare di più antico. Invece se scaras che funti proprio a Sintrada, funti probabilmente
de edadi mesuevali, proprio per su stili che portano a cunissusu. Dunque, quando sesi in noi, su Morivo, Lompi, face s'Isola de Sant'Antiogu, poi mancai una tappa in Nocipuru. S'Isola de Sant'Antiogu est sa de quattro isula brummanna de totu s'Italia e sa brummanna de sa Sardigna. Sa storia de s'isula est antica meda, poita giai de sa preistoria teneus arrastus, commenti ismenir de su para e sa mongia, e attrabiddas de su Neoliticu. Sesu arribaus in su ponti d'edadi romana, de pisisciri ca in noci doviant quattro spontisi, che partiant de Santa Caterina e ribanta finzas a s'Isola. Scetti uno sta parrao e ancora oggi du zerriasu su ponti mannu. In edade romana doveva pure una arruga, che partiera de sa città de Carales, Casteddu, e arribara finzas a sa città de Succhi. Difattisi, questa arruga di Naranta a Caralibus Sulcos. Era una dei arrugas sprummannas de tutta sa Sardigna a romana e in oggi in su portu sicuramente imbarcanta i minerali che depianta all'ompi in altri luoghi de tutto su Mediterraneo. In su 1923 nascenti is ferrovias meridionali sardas, che depianta collegai su Surcisi a sa zona de Casteddu. Questa ferrovia partiera de sa bidda de Siliqua e arribara finzas a Calaseda. A un disiodeo passarà proprio su tracciao ferroviario che è stetto allargau in is annus 30 e in is annus 40. Poi permitti di portare su carboni che indipicanta de sa mina de Serbariu finzas a su orto pollompi in is altri luoghi dell'Italia. Dunque in sa seconda guerra mondiale questo vi erano luoghi sensibili di fattisi in su Mori che portano finzas e salinas de Santo Giovanni su Regio teneus meda casermas militaris che vunti de sa seconda guerra mondiale. In su primo secolo anantisi de Cristo, in sa guerra civili intra Cesare e Pompeo, mentre sa città di De Carales, Casteddu, s'alera con Cesare, su chi Sant'Antiogu invece sa fare sa parte de Pompeo. Agoa de questa guerra, dunque s'Isola de Sant'Antiogu, su chi ben ripunia proprio po' questa alleanza. Però agoa già de una decina di anni tornerà a essere una delle città più importanti de sa Sardigna romana. E questo tu sceus poita in i documentus oppure in i repertus archeologicus biesu una città che sta ricca per subire tutti i sprendas che vunti esponitas oggi in su museo archeologico de Sant'Antiogu. Però non depeso scaresci che pure a primo in città di Nuragesa, Venezia e Punica, grazie a forza, a ricchezza del suo territorio, s'Isola è stata uno dei luoghi più ricchi di tutta la Sardegna. Ancora oggi, s'Isola di Sant'Antiogu tiene un'economia forte a cappiare oggi chiaramente sul turismo. S'Isola de Sant'Antiogu è sta ricca pure de monumentus de età di Nuragesa. Teneus nuragisi, puzzu sacrus, commenti sagruti acqua,
e pure istumbas de gigantisi. Se sull'ompius in una località dinanti su Niu e su Grobu. Poi birigussa che esti sa tumba de gigantisi mellus quantata de tottu s'isula. In oggi vorrei subire ancora espertas vulcanicas con s'intrada e s'architravi in pizzus. A Palas dove esti su passadizzu funerario onde in uracesu suponiant is scheletros. In gli anni 80 l'archeologo Vincenzo Santoni ha arrivato uno scavo archeologico a un di Anticorbau, uno scanto de testos de argilla e scheletrus. Ancora oggi può esibire uno scanto de repertos agattaus in noi in su Museo archeologico de Sant'Antioco. In tutta sa Sardegna contaus, pruso mancu, più di 2000 tumbas de gigantisi, di due punti de due spezies, una prus antica, che naraus tumba de giganti arcaica, che teneri in sa parte in antisi centrali una verda manna traballata che zerriasu stelle centinata. Ai latus invece dove esti sesedra, che stivatta ponendi pertas ficchidas in sa terra e chi puntartas a portas prusu de 1 metro e mesu, a portas puru 2 metrus. Dovunti puru, a partire de su 1600 annantis de Cristus, su sempre in sedadi de su Brunzu, a trastumbas de gigantis, commenti gusta. Chi funti stettias costruias ponendi una in pizza e s'altra perdas affinzas a si serrai con una cropettura che zerriaus cropettura a ogiva. Ma davunti stumbas de gigantisi? Come ti narra su nomini tenianta un valore funerario. Fianta tombas collettivas. Bolinai che intrus ponianta tottu immortus de sa bidda, de sa tribù, mascus, feminas, giovonus e becius. E a intrus ponianta puru su corredo funerario. Stannai testus o prendas che depianta accompagnai su mortu in saldilà. Pensai che in uno scanto de tumbas de gigantisi ante agattau centinaia de corpus, de scheletrus. Poi scieus duncas che a su mancus in sa morti in uragesus vianta dottu ugualis. Invece in sa vita sicuramente dovianta i gerarchias. In sa parte meridionali de Sant'Antioco, in antisi de s'altra isula Pittica, s'isula de Sabacca, dove esti s'unico brano de tottu s'isula. Questo brano di Nanta Canai. Est un brano che anti un perau o sa messaria, in oggi abbiviu un guaddu pitticheddu finzas a su Mesuevo, a esti estinguiu. Ma in questa parte dove esti puru s'unica turri costiera de tottu Sant'Antioco. E in tottu s'isola de sa Sardegna ne contaus pruso manco 100. Funti stettias costruias a partire de su Mesuevo finzas a su 1700. Sa turri de Canai est stetta progettata de s'architettu piemontesu Vallin in su 1757. Fiera una turri de armas, duncas intrus dove erano guarnigioni de Sordausu e un artiglieri. In su 1815 s'isula biri una ribu de Arabus de sa Tunisia che anti vattus crausu una parte dessa popolazione. Questo fatto tragico ha ispirato un libro, un conto di Emilio Salgari che dinanta Is Panteras de Algeri.
De gusta turri, che si stetti fatta in pizzus de un unuragi dei morusu, sa visuale è manna meda. Parteus de Cabu Teulada, finzas a preni dottu su Gulfu de Palmas, e de noci arnesceus pura a biri is isula prus pitticheddas, commenti s'isula de Sabacca, de su Vitellu, de su Malloru. E finzas a s'acabu de su 1800 dove era un'altra isuletta, una sorta de rocca, che si stetti a sderrutta pro culpa de bombardamentus de sa marina militare italiana. In sa puntata ieniri, eus a visitai is regionis de su Gerrei e de su Sarcidano, in sa parte centro-orientali de s'isula. Su biaju, aracumenzai cun unu simbolu de sa tecnologia prus adelantata in unu logu antigu, sa radiotelescopiu de Pranosangoni. Dengunisi, eus a seguire arziendi a biri su casteddu mesuevali de Sassai. Bogà pillu des archeologus unu scantu de annus aoi e unu de mellus allogaus de tottu sa Sardigna. Eus a chistionare puru de sa storia mineraria de su Gerrei, con sa visita a sa mina de Cortirosas a Ballau, a onde si pigara a Sant'Imoniu. Sempre in sa bidda de Ballau, eus a fare unu brinchidu in su tempus furriende e sedadi in Uragesa po contare de su puzzu sacru de Vuntana Grovetta, fatto in su 1200 innantisi de Cristo, po onorare su cultu de s'acqua. Dengunisi, eus a lompia in Uradda, po biri sa tumba in Uragesa de Iodda, e isi statuas mini rumperadas a poddas fai. Ancora sanuradda, eus a fai una vassillata in mezzo de su patenti, e scoperri un luogo spantoso de spendula de Sarinus. Poca bai, eus arziai in sa bidda dell'Acconi. In oggi, si eus a fai biri uno dei giardinus storicus prumannus importantis de sa Sardigna, cusso de Aimeric, a unde intrus s'agattanta i murus de un antico castello. Po questa puntata è tutto. Si salutaus, si torraus grazias e si cumbiraus a si seguire in sa prossima puntata. Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei regionali 22, del su 2018, articolo 22.